Abbiamo aperto la nuova ala ROI del Museo Civico di Palazzo Chiericati, l'ala ottocentesca che per oltre 10 anni è rimasta chiusa. Con questa nuova ala il Museo Civico di Palazzo Chiericati a Vicenza diventa ancora di più il più importante museo civico di terraferma nel nord-est del nostro paese, una vera e propria perla nella nostra città patrimonio UNESCO, culla del Rinascimento. È un passo decisivo nel lungo percorso di restauro che dura ormai da quasi 15 anni e che ha visto ripensare completamente questo museo, questo palazzo straordinario pensato da Andrea Palladio e che è da tantissimi anni il luogo della cultura nella nostra città. Grazie alla splendida collaborazione tra il Comune di Vicenza e la Fondazione ROI, ente filantropico che da sempre sostiene lo sviluppo dei musei civici a Vicenza, presentiamo 11 nuove sale all'interno di Palazzo Chiericati, un percorso espositivo che va dal 600 e arriva fino alla fine dell'Ottocento attraverso grandissimi capolavori, non solo quadri, non solo opere pittoriche, ma anche vetri, sculture, ceramiche, tessuti, quindi davvero il museo si arricchisce tantissimo. Un'occasione in più per i vicentini di essere orgogliosi del proprio patrimonio, ma anche per i tanti turisti che verranno a visitare un luogo ancora più ricco di bellezza e di capolavori. È un percorso con oltre 300 opere di pittura, scultura e arti decorative che vede capolavori come quello di Piazzetta, Tiepolo, Balestra e anche riscoperte di nuclei come la ceroplastica piuttosto che i ritratti di Busato. È un modo per scoprire l'arte ma anche per approfondire la storia economica della città. Si parla ad esempio della produzione tessile, in particolare quella serica, che è stata specialmente nel Settecento fondante anche della città e della ricchezza della città. Il percorso va a completare il patrimonio civico con un museo che adesso offre un percorso che va dal 200 fino alla fine dell'Ottocento. Lungo il percorso si incontra anche la Galleria dei Capricci dei Paesaggi. Abbiamo voluto qui ricostruire l'ambiente della residenza nobiliare, uno spazio dove la nobiltà illustrava e presentava attraverso questi capricci, questi paesaggi, degli ambienti diciamo familiari. L'abbiamo arricchita con un trumeau, le console, le specchiere, ricreando anche attraverso il tipo di luce un ambiente assolutamente verosimile, appunto quello che doveva essere un palazzo nobiliare del tempo.